cronoprologo di Aris. Il cronoprologo di Aris. Lei è il primo che passa sulla strada nuova. Bene, contento? Ah, non sai io se sono contento. A me mi fa piacere con che belle giornate qua. Belle strade. Approfittare. Quando hai avuto fortuna in città sorelli. Perfetto, la segnata su cosa? Le passeggiate. Perfetto, grazie. Primavera, evviva! Bene. Evviva la strada nuova, ciao! Grazie. Signor Sindaco, sotto l'uovo di Pasqua i cittadini di Rivignano Teor, anzi dentro l'uovo di Pasqua i cittadini di Rivignano Teor trovano finalmente la bella sorpresa, l'apertura ufficiale della nuova strada Aris Rivignano. Insomma, tanti mesi di lavoro, poi alla fine finalmente qualcosa è emerso di positivo. Beh, certo, questo è uno dei cantieri più importanti dal punto di vista dei cantieri stradali, sicuramente il cantiere più importante almeno degli ultimi 50 anni nel comune di Rivignano Teor, e quindi risolve un problema di viabilità, ma soprattutto contribuisce a risolvere uno dei più gravi problemi di tipo idraulico che interessava il comune, e questo problema peraltro non è completamente risolto da quest'opera, ma è già programmata e in fase di progettazione, drammatico da un punto di vista delle alluvioni del nostro territorio. Senta, tanti giri di parole, però è chiaro, con le unioni dei comuni reali si può fare. Sì, questa non è tra noi, quella tra Rivignano e Teor non è una vera e propria unione, è una fusione di comuni, cioè i due comuni non esistono più, ce n'è uno solo e si chiama Rivignano, ed è la dimostrazione di come in questo caso le economie ci sono, a differenza delle unioni che invece è un ente in più, rimangono i comuni e se ne aggiunge un altro, quindi chiunque può capire che l'unione è una moltiplicazione di spesa, mentre la fusione, quindi la riduzione degli enti, è una riduzione di spesa. Questo cantiere è un'ulteriore dimostrazione del fatto che qui a Rivignano Teor di opere dopo la fusione ne abbiamo fatte tante. Allora finalmente il taglio del nastro, no? È stata un'annata molto piovosa che vi ha praticamente rallentato quasi a zero i lavori. Sì, abbiamo collaudato però il lavoro è stato collaudato l'anno scorso con tante piogge e oggi è venuto molto bene. È stato un po' sofferto perché abbiamo avuto 3 finanziamenti per chiudere, per fare perché abbiamo allargato la strada, abbiamo fatto tante cose. Oggi è riuscita una cosa incredibile, viabilità, equilibrio idraulico anche per l'agricoltura, dunque una bella opera. Siete riusciti a unire l'utile al dilettevole, insomma. L'utile al dilettevole, mai mollare, grinta, determinazione e andare senza cappello in mano con la testa alta a chiedere, perché qui veramente bisognava fare. La muse di Giove Pluvio, come si va a bevuntare? Sì, bravo. Questa strada l'hai vista nascere in qualità di sindaco di Teor e l'hai vista terminare in qualità di vice sindaco di Rivignano Teor. Non è proprio così, ma comunque diciamo che è così perché all'epoca ero sindaco di Teor, sì, ma l'opera è partita da un'iniziativa di Rivignano, ma che comunque riguardava tutto il territorio unito, perché ormai qui si può dire c'è l'ombelico del nostro comune. Certo, qui sarà la futura capitale amministrativa, no? Ma sicuramente sì, qualcuno aveva ipotizzato quando si poteva presupporre un referendum a 3 con Possonia, la sede del comune proprio qui a Aris. Senti, cosa vuol dire oggi come oggi portare a termine queste iniziative e soprattutto verso la comunità dare il servizio? Beh, è molto difficile perché la burocrazia è tanta, lo diceva prima un ingegnere, il progettista, siamo nel cuore della stella, quindi ci sono vincoli ambientali, progettuali, oltretutto quest'opera è un mix di necessità viarie e idrauliche. In più se ci è messo anche il cattivo tempo dell'anno scorso ha fatto sì che l'opera diventasse ancora più complessa e imponente nella sua gestione. Senti, nell'uovo di Pasqua i cittadini di Rivignano e Teor hanno trovato questa bellissima sorpresa, ma iscus a cui io dico? Iscus, avevano io parlare, io manding a Marang. Ma un taglio del nastro importante perché anche voi giovani state dando un contributo alla comunità. Sì, in questo periodo abbiamo iniziato ad essere più partecipi alle attività, anche a queste inaugurazioni, e appunto non solo come presenza ma anche sappiamo perché siamo lì e siamo qui per un motivo e quindi sì, ci siamo anche noi. Senti, voi non siete, diciamo così, a livello burocratico presenti, però i giovani danno quello spirito, quell'incipit in più perché i grandi facciano, no? Sì, anche perché abbiamo delle idee diverse, vediamo le cose in un modo diverso e magari sappiamo
sappiamo meglio noi come fare per certe cose e abbiamo delle idee nuove. Ecco, per quanto riguarda invece il Consiglio Comunale dei ragazzi, come sta andando? Sta andando bene, adesso abbiamo alcuni progetti che stiamo portando avanti. Dunque non resta che dire, rimanete in ascolto perché tra poco novità in arrivo. Sì, certo, di sicuro. Sono contenti anche la Proloco di Aris, anche l'acquario, insomma, no? Tanta acqua passò sotto i ponti per vedere qualcosa di utile. E passerà ancora tanta, molta di più adesso. Senti cosa dire? Niente, siamo felici di questa apertura della nuova strada e con la sicurezza appunto anche dei canali che fluiranno verso il fiume. Insomma l'acqua porta ad Aris, di conseguenza tutti in barca, anzi in macchina per arrivare ad Aris. Sì, adesso speriamo di arrivarci asciutti. Assessore Tonizzo, siamo qui all'altezza del ponte, della curva, è un punto, lei stava spiegando per capire un po' cosa sta succedendo, ma soprattutto vediamo anche l'ingegner Bertoli vicino a lei, ecco, già suo collega, adesso pro assessore alla viabilità. Comanda più lui di me, comanda più sottolineare. Senti, soldi spesi bene, dai. Ma dai, alla fine sì, come ho detto prima nel mio intervento, tra l'altro mi sono dedicato a dire una cosa, prometto che quando vado in pensione scriverò un libro su questa strada e su quest'opera, perché ne ho sentite talmente tante in questi 13 mesi di chiusura della strada che veramente potrei scriversi un libro. Soldi spesi bene, soldi spesi con fatica, perché il clima atmosferico dell'anno scorso è stato veramente tragico e quindi ho fatto i complimenti all'impresa perché veramente hanno portato a termine un intervento difficile. Siamo in un ambiente difficile perché qui si scava a 20 cm e si trova l'acqua e qua sotto abbiamo scavato per quasi 5 metri di profondità, quindi immaginate cosa hanno trovato gli operai. Quindi un'opera, come ho detto prima, sentita dalla popolazione perché era un'opera importante. Questa è una strada ad alta percorribilità, insomma lui mi aiuta, lavora in Autovia Veneta, quindi di strade ne capisce più di me, io forse più di acqua, e quindi insomma un intervento che la comunità di Rivignano e adesso la comunità di Rivignano Teor lo aspettava veramente da anni. Io mi ricordo, è un aneddoto da raccontare, Alessandro Pezzi è circa 20 anni che lavora qui nel comune di Rivignano Teor e mi ricordo che a 6 mesi dal suo insediamento disse al sindaco dell'epoca: bisogna allargare e alzare la strada di Aris a Rivignano, anche a 20 anni di distanza il sindaco Anzil è riuscito a portare a termine quest'opera. Poi comunque Angelo, tu sei stato quello che ha dato un po' il battesimo, no, a questa strada. Beh sì, 2009 noi appena insediati è la prima forte alluvione, diciamo, e noi abbiamo chiamato a quell'ora l'assessore alla protezione civile, che lo ricordo con affetto anche per non tanto l'esiguo finanziamento, ma erano 650.000 euro e l'opera nel suo complesso ha superato gli 800. Ti dirò che hanno preso a cuore questo tipo di attività che dovevamo fare e grazie anche al direttore Petris di quella volta che sono venuti con noi nel fiume per capire da dove usciva l'acqua e tutto, hanno dato la possibilità di fare questo intervento. A 4-5 anni di distanza dal finanziamento ce l'abbiamo fatta e devo dire che una certa soddisfazione c'è, forse rimarremo anche nella storia, forse. Poi voglio dire, puoi nominare anche chi è il politico che all'epoca, insomma... Sì, il dottor Riccardi, sì, esatto, sì, insomma, sì. Ricordiamolo. Il neocostituito comune di Rivignano Teor ha scelto come proprio santo patrono Papa San Giovanni Paolo II. La giunta, guidata dal sindaco Mario Anzil, per non scontentare nessuno, ha deciso di individuare un nuovo santo e ha deciso appunto per Karol Wojtyla, che è stato canonizzato proprio il giorno in cui è nato il nuovo comune, il 22 ottobre. Una felice coincidenza anche secondo il parroco delle due comunità, Don Paolo Brida. La decisione ha delle conseguenze pratiche molto laiche, visto che individua il giorno di festa previsto dai vari contratti di lavoro, mentre ai fini religiosi sarà avviata la competente procedura per il riconoscimento dello stesso santo come patrono del nuovo comune, ottenuto il quale riconoscimento sarà avviata la procedura diocesana per la dedicazione di un luogo di culto per Papa San Giovanni Paolo II, già individuato nella cappella feriale del Duomo di Rivignano.